di un trono ti prepara, dillo di un trono ti prepara, perché tua Signore sei Re. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi, con la di noi ti esaltiamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, vieni regna, Signore, su noi, vieni regna, Signore, su noi. Perfetta grazia, che dolce suono, ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò, e come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo è la mia protezione, fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò, e come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia, che dolce il suono, che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo,
mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. E come un fiume libero amor, grandiosa grazia, eterno amor. E come un fiume libero amor, grandiosa grazia, eterno amor. Buongiorno, buongiorno, pace nel Signore, benvenuti a tutti. Siamo qui stamattina, oggi il 3 aprile 2025, giovedì. Siamo qui nella presenza del Signore, lodando il suo nome. Gesù è qui in mezzo a noi, perfetta grazia. È così che seguiamo, è cantando, lodando, ringraziando, benedicendo, perché abbiamo motivi da ringraziare il Signore, perché Lui è buono, Lui è fedele, Lui è con noi ogni tempo. Per caso hai già visto in alcun momento della tua vita il Signore abbandonarti? Hai già percepito che non c'era il Signore? Io penso di no, perché Lui ci ha promesso che né ci lascerebbe né ci abbandonerebbe. Quindi Lui è con noi sempre. A volte è il nostro cuoricino che è lontano da Lui, perché la Bibbia dice: dove è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. E molte volte noi abbiamo il cuore nelle cose che per noi in quel momento sono importanti. E Davide ci ha detto: una cosa ho chiesto al Signore, perché questa cosa per Davide era molto importante. E lui dice: una cosa ho chiesto al Signore e questa la cercherò, di abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Gloria al Signore. Questo era importante per Davide, questo era il suo tesoro. Il Signore era il suo tesoro. Perché se noi pensiamo di avere un tesoro in questa vita, in questo mondo, sappiamo di una cosa, dobbiamo sapere di una cosa, che il proprio Gesù ha detto: la ruggine, il ladro possono portare via, ma se tuo tesoro è il Signore, Lui è per sempre. La sua parola dice, e è questo versetto che vorrei lasciare stamattina, ma prima vorrei mandare un saluto a tutti i miei fratelli che ci vedono in questo canale di YouTube, AD Arca Missionaria. E se tu non sei ancora iscritto in questo canale, io vorrei invitarti perché tu faccia la tua iscrizione, attivi tutte le notifiche su campanello, tu pigi e attivi tutte le notifiche. E così ogni mattina, di martedì e di giovedì, e quando carichiamo un contenuto, tu riceverai immediatamente la notifica e sarai avvertito per vedere il video, la diretta e partecipare di cose importanti nel regno di Dio. Amen? Quindi AD Arca Missionaria Italia è il nostro canale di YouTube e vorrei invitarti a iscriversi. Gloria al Signore. Io sono il pastore Victor Lopes e per la grazia di Dio sarò con voi stamattina per adorare e benedire il nome di Gesù. Un abbraccio grande ai miei fratelli di Seadamiti
Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiana. Un abbraccio grande a tutti i miei fratelli d'Italia, dal nord al sud, nelle 5 basi missionarie di Sheadamit. Un abbraccio ai nostri missionari, Marco Lilo, Denisa, Enea, Carminha, Jamile, Giovanni, Dariana. Che il Signore benedica la vostra vita nel nome di Gesù. E tutti i miei fratelli delle basi missionarie, Firenze, Scandici, Pisa, Monte Cerboli, Pomarante, Legnago di Verona. Dio vi benedica abbondantemente. Glória a Dio. Se tu vuoi sapere di più su Sheadamit, potreste seguire i profili di Instagram. Sheadamit Settore 01, che è la provincia di Firenze, Sheadamit Settore 02, che è la provincia di Pisa, e Sheadamit Settore 03, che è la provincia di Verona. Glória al Signore. Alleluia. Vorrei anche lasciare nostro contatto di WhatsApp, perché chi ha desiderio di contattarci, mandare un suggerimento, un messaggio, una testimonianza, una richiesta di preghiera, ecco, questo è il canale dove potete contattarci e mandare tutte le vostre richieste di preghiera, testimonianza, suggerimento, come ho detto. Vorrei lasciare un versetto per la meditazione di tutti i miei fratelli, di già mandare anche un abbraccio ai miei fratelli che sono all'estero, che Dio continua a benedire tutti voi, fratello Marco di Spagna, missionaria Mirella di Gutemburgo e in Svezia, tutti i miei fratelli che saranno lì con noi il 12 aprile nel culto del reencontro com o Oleiro. 12 aprile, il culto di ritrovo. Noi ci ritroveremo lì con il vasaio. Alleluia. Aprite le vostre Bibbie. Vorrei ringraziare a tutti i miei fratelli che contribuiscono, mantengono quest'opera, che sono con noi in questa missione. Continuate con noi a pregare, a sostenere questa causa, perché è la causa di Dio. Ma leggiamo la parola di Dio stamattina. Matteo, capitolo 24, versetto 35. Matteo 24, versetto 35 è la nostra meditazione. Matteo capitolo 24, versetto 35, dice così la parola del Signore. Perché ebbi fame e mi desti da mangiare, ebbi sete e mi desti da bere, fui straniero. No, scusate, 24:35. Leggiamo Matteo capitolo 24:35, stavo leggendo 25:35. 24:35 di Matteo. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Vorrei lasciare questo versetto per la meditazione nostra stamattina, che Gesù stesso parlò così: il cielo e la terra passeranno. Vedete che Gesù usa il termine il cielo nel singolare. Quando in Matteo l'espressione regno dei cieli, allora è un altro termine che il Signore vuole parlare. Ma qui il cielo è questo che noi vediamo. Questo cielo qua è questo che noi vediamo. E questa terra qua è questa che calpestiamo.
E Gesù ha detto che queste due, che chi è più grande del cielo? Chi è più grande della terra? Gli uomini fanno navi grandissime, ma non supera la misura della terra, non supera la misura del cielo. Aerei giganti, ci sono aerei che sono giganteschi, ma non superano la misura del cielo. Quindi il Signore ha messo due estremi, che è il cielo e la terra. Lui ha messo due estremi giganti che nessuno si può paragonare. Nessuno si può paragonare a questi due. E fra il cielo e la terra ci sono tutte le cose, uomini, ci sono cose, casa, immobili, no? Facciamo un riassunto: immobili, mobili, mezzi, risorse, risparmi, progetti. Alleluia. Gloria al Signore. Molte volte noi vogliamo fare piani come se le cose fossero per sé. Perché mi è venuta questa parola nel cuore? Perché ieri vedevo un uomo famoso nel mio paese che è un chef, un cuoco, e lui ha fatto un ristorante. E questo ristorante è molto antico nella mia città. Ma lui non ha un figlio, lui non è sposato, lui ha tutta la sua fama, fa un cibo meraviglioso, buonissimo. 34 anni che lui lavora in questo ristorante e quasi 50 anni di chef. E questo ristorante è suo. Sappiamo che qua in Europa, che è un continente più antico, ci sono ristoranti, caffè, bar molto vecchi, molto antichi, ma anche se hanno una durabilità, anche se hanno una durata lunga, da secoli, diciamo più di un secolo, arriva un momento che non esiste più, che finisce. Per più conservazione del nome, della storia che ci sia, c'è una scadenza. E va bene se qualcuno mantiene la storia, è ottimo che mantenga. Ma la persona che ha fondato non c'è più. E magari quando ha fondato aveva una disciplina, un modello, una ricetta speciale. Ah, ma si mantiene tutto. È impossibile. È impossibile preservare precisamente. Perché c'è una cosa che nessuno può scappare, è del tempo. Ci sono persone che pensano che saranno per sempre, finché il tempo passa e si accorgono
che nel tempo viene la fine. E ci sono persone che costruiscono, è buono questo, è buono che si costruisca. E ci sono persone che edificano, è ottimo che edifichi. Ma non possiamo dimenticare mai che come il cielo e la terra passeranno, anche noi passeremo. La parola del Signore dice nel libro di Giobbe, capitolo 14, Giobbe scrive la parola, scrive così: l'uomo nato di donna vive pochi giorni ed è sazio d'affanni, spunta come un fiore, poi è reciso, fugge come un'ombra e non dura. E sopra un essere così, tu tieni gli occhi aperti e mi fai comparire con te in giudizio. Chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno. Se i suoi giorni sono fissati e il numero dei suoi mesi dipende da te, e tu gli hai posto un termine che egli non può varcare. Distogli da lui lo sguardo perché abbia un po' di tranquillità e possa godere come un operaio la fine della sua giornata. Versetto 7, la parola dice: per l'albero almeno c'è speranza, si è tagliato, rigermoglia e continua a mettere germoglia. Ci sono persone che piantano un albero, muoiono e quell'albero rimane. Alleluia! Molte volte noi ci sentiamo superiori anche a un albero, ci sentiamo così importanti. Ah, perché io sono molto importante. Ma Giobbe dice: guarda che l'albero, che per te può non valere niente, le persone possono essere tagliati, manovrati. Gli alberi, anche se sono tagliati, rigermogliano. Invece tu si muore, no? Finisce. Alleluia! E perché si dà tanta enfasi, tanto valore, tanta importância a ciò che passerà? Fratelli, dobbiamo renderci conto che questa vita qua è un passaggio e soprattutto è una opportunità di Dio perché noi possiamo servirlo e confessarlo come Signore e Salvatore della nostra vita, perché possiamo ricevere la vita eterna. Questa vita qua è corta e passa veloce. Ma dopo questa vita, quando finirà questa vita, la vita eterna ce l'hai? Hai cercata? Ma non si compra, non si acquista con opera. La vita eterna, l'unico che ce la può dare è il padrone della vita, è il proprietario, è la propria vita. E la Bibbia dice che Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. È la via, la verità e la vita. Io non so che via tu stai seguendo, io non so qual è la verità che tu credi, io non so qual è la vita che tu godi, ma io, come Davide ha detto, alcuni si fidano in cavalli, altri in carri, ma io no. Io faccio menzione del nome del Signore
è Lui. La via, la verità e la vita. Perché a volte noi siamo tanto attaccati a queste cose. Vedete una macchina, quanto dura? Se dura molto, dura 30 anni, 40 anni, passa. Quelle prime macchine, ora no, ora c'è un sistema che ogni 3 anni loro vogliono che tu cambi macchina. Un telefono, quanto dura? Le cose hanno una scadenza corta adesso e quanto di più passano gli anni, più gettabili sono le cose. Usa e getta. Perché l'aggiornamento è così veloce che oggi quando facciamo una cosa c'è uno già che ha avuto una idea migliore e ha fatto quella cosa di modo migliore e ha aggiornato e quello che abbiamo creato non serve più. Adesso c'è un'altra cosa. Passa. La parola di oggi è passa, tutto passa. E perché tu stai attaccato a questa cosa? Ci sono persone che stanno attaccati alle cose dicendo tengo con me, preservo. Io non sono qui volendo farvi camminare sul sistema di questo mondo. No, il sistema di questo mondo è cambia, butta via, non si ripara più, non si rifà, non si restaura, si butta. Non è questo che sto dicendo. Io sto dicendo che tu non metta il cuore, l'affetto, perché tutto passa, tutto finisce e soprattutto quando i tuoi giorni finiranno, nessuno darà valore come tu hai dato a quella cosa. Io ho sentito questi giorni un uomo che mi ha detto questa vigna era del mio papà, ma vedi com'è distrutta. Perché questi che ha preso in affidamento non coltiva, lascia l'erba crescere, non fa niente. Ma quando viveva mio papà, questa vigna era bellissima. Mangiavamo uva buona, fresca, saporita, dolce. Ma è finito suo papà? È finito i giorni del suo papà qui? Molte volte noi ci attacchiamo, siamo attaccati a queste cose che passano e soprattutto dimentichiamo che le cose durano più che noi. Dimentichiamo che le cose che noi abbiamo in cuore possono anche durare di più della nostra vita. E diciamo, ah, io non cerco il Signore perché mi piace questo. Io non cerco il Signore perché non ho tempo, perché sono occupato in questo. Non cerco il Signore per causa di questo o di quell'altro. Fratelli, se esiste un pentimento che ci sarà, è di questo, di uno che ha dato più valore alle cose e si è dimenticato di cercare la vita eterna. Ha rifiutato l'invito del Signore, ha rifiutato l'opportunità del Signore perché era occupato.
amando le cose di questo mondo che finiranno, ma soprattutto la cosa più peribile, che perisce più veloce, si chiama gli uomini. Noi periamo come un fiore che nasce e domani non ce n'è. Stamattina lo Spirito Santo di Dio parla al tuo cuore. Se tu sei giovane, se tu sei um ragazzino, se tu sei una donna, se tu sei um uomo, se tu sei um anziano, un'anziana, non importa. Quello che hai fatto nel passato fino ad oggi non puoi riavere, è passato. Ma se hoje tu vive, se hoje tu sei vivo, se hoje tu mi ascolti, se oggi questo messaggio bussa alla tua porta, il tuo cuore, la parola del Signore dice: quando il Signore parlerà, non indurite i vostri cuori come i pagani, ma aprite i vostri cuori al Signore. Questo Signore è Gesù Cristo. Ma io credo in Dio, ma se non crede al Figlio, non arriverà dal Padre, perché è il Figlio che è la via, la verità e la vita. E nessuno va dal Padre se non per mezzo del Figlio. Quando Gesù viene, lui si svuotò della sua gloria, ma della sua divinità no. Lui, quando è venuto, incarnato, è nato, la Bibbia dice che lui era 100% uomo, ma anche 100% Dio. E lui continua ad essere Dio. E nel discorso che Gesù diceva ai suoi discepoli: e voi che dite che io sia? E Pietro, pieno di Spirito Santo, tramite la rivelazione dello Spirito Santo, ha detto: tu sei il Cristo, il Messia, il figlio del Dio vivente. Tu che dici che Gesù sia? Un profeta? È poco. Non possiamo paragonare Gesù, nostro Dio, nostro Signore, com um profeta. Anche se um profeta ha suo valore, sua importância, ha proclamato la parola del Signore, ma non è Dio. Invece Gesù è Dio Figlio, è Dio con noi, è Emanuele. Non si può negare la sua divinità. Lui è della stirpe di Davide, di Abramo. Lui è re, è Signore. E ha detto: il Padre mio mi ha dato tutta la potenza, sia nei cieli che sulla terra. In Apocalisse la parola dice che Giovanni piangeva perché non vedeva nessuno degno di aprire il libro e di rompere i suoi sigilli, ma una voce ecoa e lo dice: Giovanni, non piangere, ecco qua, ecco qua, l'agnello di Dio, che è degno di aprire il libro e di rompere i suoi sigilli. Fratelli, esiste una urgenza hoje. Esiste una urgenza di Dio per la tua vita oggi. E io vorrei stamattina scuotere la tua vita, prenderti per le braccia così, scuoterti per dire: svegliati, perché la tua vita passerà, finirà come un fiore che quando arriva l'autunno finisce. E quando arriva l'inverno secca,
Ma se tu ancora hai vita, respiri, c'è speranza in Cristo Gesù. Accettalo come Signore e Salvatore della tua vita. Torna a Lui, arrenditi a Lui, abbandona questo mondo, togli il tuo cuore da questo mondo e lo rimetti nel Signore che verrà. E quando finirà questa vita, la parola del Signore dice che chi ha creduto, chi lo ha confessato, sarà salvato e vivrà con Lui in eternità. Avrà la vita eterna e diversamente di questa vita, là non ci sarà né pianto, né tristezza, né angoscia, né fatica, né rabbia, né orgoglio. Lì ci sarà soltanto gioia, gioia e pace. Cari miei, così vi dice il Signore: quando ascoltate la voce del Signore vostro Dio, non indurite i vostri cuori. Apri il tuo cuore alla dolce parola del Signore Salvatore Gesù e ricevelo oggi nella tua vita. Accoglilo oggi, perché se tu oggi lo accogli, lo ricevi, tua vita verrà trasformata. Il Vangelo è la buona notizia che molte volte tu aspetti una notizia dal comune, una notizia da una legge, una notizia della banca. Non so quale buona notizia tu stai aspettando. E magari sia importante questa notizia, questa chiamata, ma io vorrei dirti che tu puoi oggi ricevere una gioia incalculabile, ricevendo la buona notizia del Vangelo, che la tua vita può non finire nella morte, la tua vita può non avere una fine nella morte. Anzi, se tu credi nel Signore Gesù Cristo e lo ricevi come Signore Salvatore, lo confessi, lo credi con il cuore, lo confessi con la bocca, la Bibbia dice che tu avrai la vita eterna. E quindi, fratelli, la fine non sarà la morte, ma ci sarà, dopo la morte, un'eternità con Cristo, dove non ci sarà morte più e dove le cose non avranno una scadenza più lunga dalla nostra. Anzi, vivremo in eternità senza la morte, perché il nostro Signore ha vinto la morte. Ora saremo colpiti dalla morte, ma possiamo non essere distrutti dalla morte. Se tu con la tua bocca confessi e col tuo cuore credi, riceverai questo Signore e riceverai il sigillo dello Spirito Santo che lavorerà nella tua vita e ti trasformerà. Non ti dimenticare che il cielo che è grande e la terra che è grande passerà. Immagina te. Ma tu vuoi finire come? O tu aspetterai che tu sia all'ultimo per dire io voglio il Signore? No, oggi è il giorno del Signore nella tua vita. Oggi è il giorno di salvezza nella tua vita. Oggi è il giorno che il Signore vuole entrare nella tua casa, come è entrato nella casa di Zaccheo e ha trasformato la sua vita. Oggi è il giorno che il Signore vuole entrare nella tua vita, come è entrato nella vita di Rahab, nella vita di quella donna peccatrice che ha detto non peccare più, va in pace. Oggi è il giorno che il Signore vuole entrare nella tua vita, come è entrato nella casa di Simone il lebbroso e c'era quella donna peccatrice ai suoi piedi che lavava i suoi piedi con le lacrime e asciugava con i suoi capelli.
Oggi è il giorno del Signore. Lui vuole entrare nella tua vita e cambiare la tua storia, il tuo futuro, perché il tuo passato Lui vuole cancellare, perché il passato viene perdonato, cancellato, perché se non viene cancellato, tutta la colpa continua su di noi, tutte le maledizioni continuano su di noi, ma sulla croce di Cristo, quando lo confessiamo, viene tutto perdonato, viene tutto cancellato e noi siamo nuova creatura in Cristo Gesù. E dobbiamo andare in novità di vita, perché Lui ci ha proposto una strada, è Lui la via, è la strada non nostra, è sua. E se tu vuoi avere la vita eterna, mettiti in questa strada che non è più la tua, abbandona la tua e cammina sulla strada del Signore. Abbandona la tua verità e cammina sulla verità del Signore. Abbandona la tua vita e accogli la vita del Signore. Che Dio ci benedica. Passeranno tutti, ma le parole del Signore rimarranno in eterno. Che Dio ci benedica. Padre, nel nome di Gesù siamo qua nella tua presenza stamattina. Vogliamo ringraziarti di questa parola che ci parla fortemente, che ci scotti oggi dicendo devi scegliere, devi decidere, non hai più tempo, perché come un fiore appassisce, così siamo noi. Oh Signore, perdonaci quando fino ora abbiamo rifiutato la tua parola, il tuo volere, il tuo piano, il tuo proposito per la nostra vita, per vivere la nostra sulla nostra via, sulla nostra verità e per mantenere la nostra vita. Quando noi non abbiamo controllo di niente, siamo un fiore che appassisce, come ho già detto. Siamo come un'erba come le margherite di primavera, che hanno una scadenza corta. Ma noi, Signore, sappiamo che in te, e se riceviamo le tue parole, tutto sarà diverso nella nostra vita. Perdonaci quando tante volte noi mettiamo i nostri cuori nelle cose di questa vita. E noi finiamo in queste cose, magari continuano i progetti, un'azienda, le ditte. Tutto passa. E noi, come insensibili, pensando di essere intelligenti, pensando di essere forti, migliori, ma che siamo fragili, polveri. Siamo polveri, poveri e polveri. È questo che siamo. Quando pensiamo di avere ricchezza, di tenere, di arricchirci, di fare grandi riserve, e tutto passa, Signore. Tutto finisce. Oh Signore, tu sei grande. Tu sei grande per oggi bussare la porta di questo cuore, perché tu hai scelto noi prima che noi ci avessimo scelto.
Prima che questo cuore si apra per te, tu hai già aperto il tuo per lui, per lei. Prima che questa persona oggi si metta nella tua via, tu hai già voluto che questa persona ci fosse sulla tua via. Perché tu ci hai amato per prima. Tu ci hai amati per prima, Signore. Tu ci hai voluti per prima. Oh, Signore, ti prego stamattina che possiamo essere accorti di questo favore, dono, di questa grazia e non andare oltre la tua via e non andare oltre la tua volontà, ma di seguire le tue orme e di metterci sulla tua via, vivere la tua verità e accogliere la vita che ci hai proposto. Signore, ti prego che stamattina sia una mattina di conversione, di ravvedimento, che tuo Spirito possa parlare ai cuori di queste persone, al mio cuore, perché tutti noi possiamo essere oggi toccati con un tocco speciale, come Isaia è stato toccato e ha detto: Signore, perirò. Ecco, siamo, Signore, falibili, increduli, amanti delle cose, come quel ragazzo che quando tu hai detto vendi tutto e dai ai poveri, lui si era attristato e non ha potuto fare perché il suo cuore era nella sua ricchezza. Cosa dobbiamo rinunciare oggi per te, Signore? Cosa dobbiamo rinunciare per provare che il nostro cuore è in te? Che il nostro cuore è in te, Signore. Cosa dobbiamo provare, rinunciare? Come Eliseo che ha bruciato, ha offerto i suoi buoi. Signore, molte volte noi vogliamo seguire portando con noi cose, storia, orgoglio. Di che vale tutto questo quando tu non ci sei? Quando camminiamo sulla via delle tenebre, buia, quando c'è una luce che ci chiama, una luce che vuole risplendere nella nostra vita, ma noi la rifiutiamo perché amiamo questo mondo, un mondo che ha una scadenza più lunga dalla nostra. Ora i giardini si aprono e dove sono i medici proprietari di questi giardini di Firenze? Dov'è il re, la regina? Oh Signore. Ah, ma ha goduto. Il piacere finisce nella morte, ma dopo la morte cosa ci aspetta? Signore, ti prego, fa questo uomo, questa donna, rendersi conto che la sua vita è corta e che questa corta vita è soltanto un'opportunità tua per farci capire la buona notizia del Vangelo, che Gesù Cristo il Signore è venuto, Dio con noi, Emanuele, si è consegnato in croce, è morto, risorto,
perché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Continua con noi, Signore. Continua a preservarci nella tua presenza. Liberaci dal male, perché non ci faccia inciampare e ci faccia cadere, ma che possiamo continuare saldi sulla roccia fino al giorno che questa vita finirà. Ma noi, col cuore pieno, sappiamo che tu accoglierai la nostra anima, il nostro spirito presso di te, e nel giorno della risurrezione riceveremo un corpo glorificato. Continua, Signore, a rinforzarci in questa speranza, perché non veniamo vacillare né guardare destra né sinistra, ma tenendo gli occhi su di te, autore e compitore della nostra fede. Benedice i miei fratelli missionari, operai, il progetto Non Sei Solo. Benedice i miei fratelli di Sheadamiti, tutti quanti quelli che sono nelle chiese in Italia, fuori d'Italia. Ti prego, Signore, per questo incontro che si svolgerà in Svezia, che la tua presenza sia con noi, che la tua parola sia potente sulla vita di quelli che saranno. Leva ogni impedimento, difficoltà. Ci rivesti, Signore, con la tua armatura per combattere contro le insidie del diavolo. Libera le persone, opera meraviglie lì per la gloria del tuo nome. Ti prego per la ristrutturazione del palazzo a Pomarante. Ti prego, Signore, per questi uomini che arrivano per servire te in questa ristrutturazione. Fratello Joel, fratello Jonadab, che tu possa essere con loro, rinforzandoli, e che tu possa provvedere ogni necessità per questa ristrutturazione. Tocca nei cuori, parla come tu hai parlato, Signore, a Barnabà. In un momento che la Chiesa aveva tanto bisogno, lui è arrivato con la sua offerta. Signore, ti prego che tu possa parlare ai cuori degli uomini che ti temono, perché tu non hai alleanza con gli empi, ma credo, Signore, che ci sono gli uomini che ti temono e che ti amano e che ascoltano la tua voce e che si arrendono alla tua volontà dicendo: ecco qua, Signore, ecco qua, Signore. Come Barnabà ha fatto, donando la porzione che aveva per sostegno della tua opera. Benedice, Signore, nel nome di Gesù. Oggi abbiamo bisogno di risolvere quella faccenda, che tu possa provvedere e fare questo miracolo in questa giornata e glorificare il tuo nome per la gloria e lode del tuo stesso nome, Signore, ma per la gioia nostra che ti serviamo. Nel nome di Gesù ti prego, Padre, continua con noi, dacci la tua grazia, aiutaci in tutto, toglici dalle mani degli uomini, nel nome di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con te, con la tua casa e con la tua famiglia, oggi per sempre. Amen. Lascia tuo mi piace, non dimenticare. Dio vi benedica. Mi piace, non dimenticare di lasciare tuo mi piace. Ciao a tutti. Ti amo, Dio, la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire canterò
della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti danno tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutto a Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà, canterò della tua bontà.